andata, spauracchio eliminazione alle spalle. C'è voluta gara 5, c'è voluta la partita da dentro o fuori, l'ultimo appello, ma al Palaverde la De Longhi ha mostrato, perché in campionato solo la Fortitudo ha fatto meglio. 90-66 per scacciare lo spettro Trapani e un tutt'uno con gli spalti del Palaverde. Proprio nei momenti più duri un Palaverde che ci ha sorretto, e poi quando è stato il momento tutti insieme abbiamo dato la spallata finale. È una empatia che deve continuare a crescere, come deve ancora crescere tanto la squadra in questi playoff. Crescere sì, perché arrivare a gara 5 dopo il 2-0 iniziale non era proprio nei piani, così come non era nei piani l'infortunio che ha colpito Lombardi, una rottura del tendine d'Achille che gli fa dire addio al resto della stagione. La conferma è arrivata nel pomeriggio dai medici. Ma la De Longhi c'è ed è ancora il terzo quarto dopo 2 frazioni equilibrate il momento chiave. Così come in gara 4 c'è stato il blackout, in gara 5 arriva l'accelerata portentosa, un quarto da 33 punti che schiaccia definitivamente Trapani. Logan il migliore in campo con i suoi 24 punti, ma è tutta la squadra a seguirlo. Ora mente subito a domenica, ancora al Palaverde per i quarti contro Rieti, cercando di non pensare troppo alla gravità dell'infortunio di Lombardi. È un turno di playoff che ci ha fatto crescere molto, che ci ha dato grande consapevolezza, ci ha fatto entrare a tutti gli effetti dentro l'atmosfera dei playoff e sono molto contento perché comunque la squadra è uscita in tutta la sua forza, ma soprattutto ha avuto grande coraggio, è venuta fuori in quell'identità che stiamo cercando di costruire sin da giugno.